Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1128 di oggi, venerdì 6 febbraio. Ti mancava la presentazione, Sì. Lo sai che mi hai dato la carica, mi sono sentito, eccitato no, perché sarebbe esagerato, mi sono sentito però come se dovessi andare in battaglia, tipo, vai, andiamo! Beh, ma io impugno il microfono come un mitra e vado all'assalto. Quando William Wallace dice il discorso, potranno prenderci tutto, ma non ci prenderanno mai, la libertà! Libertà! Mi è piaciuto. Geniale. Puntata 1128 di oggi, venerdì 6 febbraio 1976. Cominciamo la nostra trasmissione. Avete appena ascoltato un pezzo, Piero Piccioni, La marcia di Esculapio del 1968, dal medico della mutua di Alberto Sordi. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. Ma allora, mentre dai gli aggiornamenti, dato che il tempo ci corre dietro, chiederei a Natale di chiamare il nostro prossimo ospite e poi intanto tu puoi aggiornarci. Esatto, allora 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp, 0292947222 per il telefono, quando lo diremo noi. Ultimo aggiornamento che arriva dritto dal Wall Street Journal, citato da Iran International. Bene signori, l'Iran
è rimasto fedele al suo rifiuto di smetterla con l'arricchimento dell'uranio nel corso dei colloqui di quest'oggi con gli Stati Uniti. Questo è quanto riferisce il Wall Street Journal. Inoltre il Wall Street Journal, che cita delle persone vicine a questi colloqui, né l'Iran né tantomeno gli Stati Uniti d'America si sono spostati sostanzialmente dalle loro posizioni iniziali. Se mettete anche il fatto dell'avviso che vi ho detto prima, inviato ai cittadini americani di lasciare il paese, mi pare che 2 più 2 faccia 4 da solo. Ma adesso, Lorenzo, chi è il nostro ospite di questa sera? Il nostro ospite, se è in linea, chiedo a Natalia, che non riesco a vedere la chat. Sì, è in Perfetto, linea. c'è. Ok, Alessandro Cappelli, che non devo presentarlo perché è un amico, un grande amico di Radio Libertà. Di solito con lui parliamo dei problemi della pesca. Purtroppo stasera parliamo sempre di un problema della pesca, ma anche di una tragedia che a livello nazionale non è coperto. Sì, è stata ripresa dagli online, però poi non è andata sui grandi media, ma ha toccato il cuore di tutte le marinerie italiane, anche perché è sintomo di una marineria che invecchia, più stanca, più aggravata anche di incombenze e che arriva a questi atti estremi. Perché? Perché ormai saranno passati pochi giorni, mi sembra 2 o 3 giorni fa, adesso Alessandro l'ha seguita in prima persona, ve lo dirà con precisione, c'è stato un affondamento di un peschereccio, l'Aquario, un peschereccio di Santa Margherita che pescava davanti al promontorio di Portofino, un peschereccio che non è andato a fondo di colpo, un peschereccio con 2 persone a bordo che imbarcava acqua perché barche vecchie, era saltata una tavola, fra parentesi, con condimeteo che peggioravano in peggioramento, e la scelta del comandante di cercare di salvaguardare la propria imbarcazione fino all'ultimo, quindi il gesto estremo di rimanere perché non voleva cercare comunque sia, pensate che era arrivata sul posto già la capitania di porto che aveva preso il marinaio e stava cercando di aiutare nelle operazioni con delle pompe per togliere l'acqua di bordo, che aveva già comunque allagato il comparto macchine, quindi aveva già i motori fermi, e alla fine questo comandante è rimasto chiuso in gabina, comunque sia ha scelto o è rimasto chiuso fino all'ultimo perché comunque non voleva abbandonare la propria imbarcazione, non voleva accettare il fatto che la barca andasse a fondo, è tuttora disperso. Probabilmente le possibilità di averlo vivo e di ritrovarlo vivo sono insomma impossibili, anche se sono passati tanti giorni. Quindi pensate alla tragicità della cosa. Alessandro, ho fatto un piccolo excursus, se vuoi raccontarcela meglio te, soprattutto ci puoi dare qualche notizia più precisa dal Tigullio, dove Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti voi, buonasera ad Anna e Lorenzo. Sì, purtroppo quella di lunedì è stata una delle peggiori. Lunedì, scusami, perdonami, non mi veniva. Sembrava ieri ormai. Sì. La giornata di lunedì è stata una doccia fredda per tutti perché è stata una notizia brutta, ma diciamo in questa tristezza se ne è aggiunta una ancora maggiore quando poi si è saputo che magari Michele si poteva anche salvare, nel senso che era talmente sotto attaccamento al lavoro a una barca per cui si era trasferito dalla Tunisia, Michele lo chiamavamo noi, ma in realtà lui era di origini tunisine, era talmente grande la sua passione, l'amore per questo mestiere, che credeva in un'Italia in cui si poteva investire, spendere soldi e col sacrificio lavorare, crescere, però alla fine ha dovuto anche un po' la parafrasi di quello che sta avvenendo un po' in tutta Italia, ma nel settore pesca in generale. Cioè, questa è non dico una tragedia annunciata, però sintetizza. Sono troppe, perdonami Alessandro, le tragedie annunciate, perché io mi ricorderò sempre i miei primi nei discorsi alla Camera dei Deputati, quando parlavo di pesca, dicevo già all'epoca: guardate che abbiamo una maniera sempre più vecchia, abbiamo barche di legno vecchie che vanno sostituite, perché poi come questo sfrangente in cui in teoria, ora poi mi direte, è saltata una tavola, quindi insomma barche che hanno 50-60 anni, fradice come si dice, con legno
queste sono tragedie purtroppo che stanno succedendo. Ultimamente era successo in Puglia, era successo nel Lazio, stanno continuando ad avvenire, e poi dall'altra parte c'è anche, e poi ti lascio la parola, scusami, ma sai quanto mi tocca a entrambi questa cosa, dal mestiere che facciamo, il fatto che comunque queste persone poi magari hanno debiti, non riescono a fare manutenzione come si deve, magari sei in ritardo e non sei a posto col DURC, quindi non prendi neanche i finanziamenti dello Stato. Non è che non sei a posto col DURC perché non vuoi pagare, perché non ce li hai. Quindi ti trovi in questa sequenza, questa catena esplosiva che poi ti porta ad avere, a subire queste tragedie. Sì, perché infatti oltre al dolore si somma anche la rabbia, ma una rabbia che è quasi a livelli proprio esplosivi, perché io infatti ho seguito non dico con passione, però ho visto un'eco e una solidarietà pazzesca da parte dei colleghi da nord a sud, perché si sono riconosciuti in questa tragedia, perché a tanti colleghi è andato esattamente nello stesso modo, ma perché segna il fallimento delle istituzioni di 20, ma parliamo anche di 30 anni di politiche della pesca, e un po' sotto l'indirizzo sbagliato europeo, che hanno portato a queste scelte scellerate, come un accanimento senza uguali sul settore, quote di investimenti che potevano essere, piuttosto come hanno fatto in Francia o Spagna, indirizzate per le nuove costruzioni. Invece qua sono andate tutte per l'ammodernamento, ma modernare una barca che ha già 70 anni è un po' come prendere una 500 e dire ci metto il motore di una Ferrari, poi c'è la Ferrari, ma non è che funziona così. Quindi sono stati proprio soldi anche spesi male, gestiti male, ancora peggio, che non hanno consentito comunque di crescere. Noi, se pensiamo fino agli anni 70, avevamo la flotta più invidiata, ma soprattutto più performante del Mediterraneo. Cioè non dovevamo dare da insegnare a nessuno, parliamoci chiaramente. Avevamo i migliori cantieri navali, avevamo le migliori imbarcazioni, basta ricordare Viareggio, c'erano cantieri come la SEC, cantieri che costruivano addirittura le barche oceaniche per gli altri paesi, fino a barche anche di 60 metri. Per non parlare poi di San Benedetto del Tronto, dove da lì sono partiti prima con le barche di legno per poi fare le barche di ferro che lavoravano in Costa d'Avorio e quant'altro. Cioè noi Ale, abbiamo veramente poco tempo perché siamo andati lunghi con tutto oggi, però ci tenevo ad averti in radio perché purtroppo questo non è solamente una enorme tragedia per il Tiguglio e per la marineria italiana, ma proprio anche purtroppo nel gesto di Michele, nel fatto di scegliere fino all'ultimo di io leggo proprio il fatto di non accettare il fatto di perdere l'investimento di una vita, di non perdere quello che aveva, di non perdere la propria imbarcazione, perché poi insomma semmai cioè, c'era lì la CP che l'ha spronato a scendere, lui è rimasto lì fino all'ultimo per cercare invece la CP penso, per il radioascoltatore della catena di Porto. E quindi questo proprio, secondo me, anche dal punto di vista emotivo, è un segnale gravissimo di un settore che sta morendo, e naturalmente queste persone che hanno vissuto di pesca una vita non accettano questa morte che diventa quasi ineluttabile. Alessandro, 18 e 30 minuti, purtroppo siamo corsi velocissimi. Io poi ti chiameremo, cerchiamo di capire anche quello che è successo, magari anche la prossima puntata. Antonino, se non vuoi aggiungere altro, io lo saluterei il nostro ospite e naturalmente manderei un abbraccio enorme al Tiguglio, alla Marineria di Santa Margherita, da parte anche di Radio Libertà. Nell'abbraccio mi associo anch'io e insomma la speranza però si rifiuta di cedere le armi, quindi a maggior ragione speriamo che un miracolo è sempre possibile, ecco. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Grazie di essere stato con noi. A tutti voi. Ciao, buona serata. E purtroppo con questa ultima notizia, ma ci tenevo perché mi è dispiaciuto anche, perdonami Antonino, che non ha avuto risonanza a livello mediatico più di tanto. No, è stata riportata dalle agenzie, è stata riportata, ma poi se ne è parlato poco, ma si è parlato proprio poco di quello che c'è dietro a questa tragedia, di un settore sempre più stanco e di questa
insomma anche volontà di non accettare la sconfitta che ha dimostrato il comandante dell'Acquario. Io con questa riflessione vi saluto, sono 18:31 minuti, abbiamo già sforato. Ci sentiamo il prossimo venerdì per parlare di agricoltura, pesca e ambiente con Chilometro Zoom. Ciao Antonino, ciao Natalia, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Ciao Lorenzo, adesso pausa, pubblicità, poi torniamo con i rondò veneziani, torniamo con Qui Parlamento e l'onorevole Gianangelo Boffa tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Perfetto, grazie cara Natalia. Avete appena ascoltato il Rondò Veneziano con Rondò Veneziano dall'omonimo album del 1980. Con l'onorevole Boff ci sentiremo alle 19:30 perché ha un inconveniente tecnico. Noi siamo rientrati le 18:38 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Chilometro Zoom. Antonino Danna al microfono con voi. Ma adesso, signore e signori, torna lei, Maddalena Baldini, con Mangiamondo. E perché abbiamo ascoltato questo pezzo? Per il motivo molto semplice e molto chiaro: stasera si va a Venezia. Sigla! Mangiamondo, bei posti e buone bevute, a cura di Maddalena Baldini. E allora è tornata a trovarci la nostra Maddalena Baldini con Mangiamondo. Lei, lo sapete, è una giornalista enogastronomica, una scrittrice, è in libreria con il suo L'estate della pioggia, di cui abbiamo varie volte parlato, e oggi si va in un bel posto, niente po' di meno che a Venezia. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Ciao Antonino, eccoci qua. Facciamo un bel giro a Venezia perché siamo prossimi al Carnevale, che dici? Di conseguenza Venezia è una delle città con una delle tradizioni più antiche in assoluto per il Carnevale, tra feste, balli in maschera, tradizioni, incontri, danze, prelibatezze, quindi insomma ci facciamo un bel giro nella laguna e andiamo a scoprire un po' come nasce il Carnevale e come si è trasformato poi con il passare non degli anni ma dei secoli, quindi proprio storia antichissima. Molto benissimo, eccoci qua. Allora, le tradizioni, la nascita del Carnevale veneziano appunto è molto molto antica. Se ne parla già più o meno nell'anno 1000, però con precisione arriviamo al XII secolo, quando iniziano i festeggiamenti veri e propri. E la festa di Carnevale anticamente, come tra l'altro per tantissime altre feste che poi sono entrate a pieno titolo nella nostra tradizione, nasce un po' con un riferimento pagano, ossia la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera, quindi con le ore di luce in più, le giornate con un clima più mite, e il fatto che questa festa poi cadesse all'incirca prima del periodo della Quaresima ha fatto in modo per l'appunto che Carnevale, l'ultimo giorno di Carnevale, potesse diventare diciamo il massimo dei festeggiamenti e poi l'inizio del periodo dei 40 giorni della Quaresima. Ma il Carnevale quindi nasce come festa, ma pensate, nasce come festa rivolta proprio al popolo, alle persone più umili, diciamo così, che finalmente, almeno per un giorno all'anno, avevano la possibilità di liberarsi da qualsiasi convenzione, essere liberi completamente, di comportarsi a loro piacimento e di avviare una sorta di satira, di scherzi, di prese in giro anche proprio nei confronti dei nobili. Questo perché grazie al mascheramento, insomma grazie alla maschera, tra l'altro poi spiegheremo che ci sono delle maschere particolari proprio a Venezia, questo proprio per fare in modo che la maschera coprisse il volto e che effettivamente ci potesse essere libertà assoluta e totale, almeno per un giorno all'anno, di esprimersi con il divertimento puro, quindi con canti, balli e prese in giro totale. E a Venezia questo carnevale ha un grandissimo successo e per diversi secoli è una delle feste più attese. Considera che attorno al XV secolo è proprio il momento
più forte in cui il carnevale dà il massimo della sua espressione, non solo tra le vie di Venezia, ma anche proprio nei palazzi dei nobili, tanto è che ci sono poi delle tradizioni legate, delle leggende legate proprio alle varie feste all'interno dei palazzi. Ebbene, a un certo punto questo carnevale veneziano, come ogni cosa, come ogni situazione, ha un momento, diciamo così, di declino. Siamo all'incirca nel 1797, inizi del 1800, soprattutto quando arrivano le truppe napoleoniche che proibiscono i festeggiamenti legati al carnevale. Quindi per un po' di tempo il carnevale veneziano viene sospeso per poi riprendere in tutto il suo splendore, in tutto quello che vediamo oggi. Pensate, all'incirca negli anni 70 del 1900, quindi effettivamente non è tantissimo che questa tradizione così forte è ritornata a Venezia. Però hanno pensato bene che una festa così bella, una festa così allegra, in un contesto poi magnifico come la laguna veneziana, sarebbe stato veramente un peccato perderla. Così dagli anni 70 del 1900 abbiamo finalmente il nostro carnevale veneziano che è conosciuto in tutto il mondo anche proprio per la sua eleganza, per la sua bellezza. Pensate agli abiti stupefacenti che si incontrano, queste maschere meravigliose per l'occasione vengono messe in scena, diciamo così, delle vere e proprie botteghe che lavorano per tutto l'anno, però sotto il periodo di carnevale in maniera ancora più attiva, proprio per la realizzazione di questi abiti così lussuosi e di queste maschere così particolari, ancora utilizzando le vecchie tecniche di un tempo. E questo è il risultato, una bellezza e una eleganza assoluta. Decisamente, peraltro molto settecentesca. Assolutamente, sì. E, ha un fascino incredibile proprio quando si va a Venezia sotto il periodo del carnevale. È bellissimo incontrare queste maschere, creano un'atmosfera, una sensazione di fascino elegante che non si trova da nessun'altra parte al mondo. Come dicevo prima, caro Antonino, proprio legato e poi al carnevale veneziano ci sono delle vere e proprie tradizioni. Per esempio, abbiamo la festa delle Marie. Questa festa si riferisce effettivamente a un fatto storico avvenuto all'incirca nell'anno 1000. Pensate, erano state rapite delle fanciulle e fortunatamente erano riusciti a recuperare, erano state rapite dai pirati e queste fanciulle con grande entusiasmo e felicità erano state riportate all'interno della città. E pensate che questa tradizione quindi ogni anno rimane con questo corteo di queste fanciulle abbigliate in modo meraviglioso. Un'altra delle tradizioni più antiche è il volo della colombina. Certo. Oggi seguito da migliaia di persone. Anche qua nasce tutto da una tradizione antica. Pensate, da un acrobata turco che nel 1400 era riuscito con una corda sospesa nel vuoto ad arrivare, diciamo, a percorrere dal campanile di San Marco tutta la piazza, fortunatamente senza cadere. E questo spettacolo aveva affascinato talmente tanto i veneziani da riproporlo effettivamente come una delle tradizioni tipiche del carnevale. In questo caso però non c'è un acrobata, ma c'è una delle maschere tipiche che è per l'appunto la colombina.
Colombina, che è un po' il simbolo della fanciulla povera, perché era una serva, ma una fanciulla astuta, una fanciulla furba, una fanciulla che grazie alla sua intelligenza riesce ad arrivare dove vuole e ce la fa a condurre una vita di un certo tipo. Quindi ben venga la nostra cara e furba Colombina. Tra le altre maschere, questo è molto particolare e ancora oggi si vede, c'è una maschera che si chiama Moretta. Sì. È particolare, Antonino, perché è a forma ovale ed è una maschera semplice di velluto nero. E questa maschera, a differenza delle altre che erano sempre fermate con dei nastri, con dei lacci, veniva bloccata tenendola in bocca con un gancetto. Di conseguenza, le signore che indossavano questa maschera, proprio perché dovevano tenerla ferma con i denti, non potevano parlare. Erano libere di corteggiare i cavalieri, ma non potendo parlare erano avvolte da questo fascino misterioso molto molto particolare. E che meraviglia. Caro Antonino, non c'è carnevale senza le prelibatezze della tavola, eccoci qua. Quindi sappiamo tutti il significato della parola carnevale, Sì. che significa levare la carne, proprio in previsione della Quaresima. Di conseguenza, per festeggiare l'ultimo giorno del carnevale, un po' per fare scorta e riserva prima della Quaresima, dove secondo la tradizione, comunque secondo la religione, il periodo doveva essere caratterizzato da un'alimentazione leggera, magra e senza carne, il carnevale dava sfogo e dà sfogo a una serie di prelibatezze particolari, di solito tutte fritte, proprio per essere rese ancora più gustose e appetitose. Per quanto concerne Venezia, non possiamo non citare le meravigliose frittelle. Anche qua oggi vengono fritte solitamente in olio, un tempo però venivano fritte nello strutto di maiale, quindi il sapore era molto molto forte. Queste frittelle vengono preparate con una base molto semplice: farina, latte, zucchero, uova, lievito, e poi vengono arricchite in alcuni casi dalle mele tritate, dalle uvette, oppure vengono abbinate a una crema di zabaione. Però. Altra dolcezza assoluta che la si trova poi in tutta Italia, i crostoli o le chiacchiere, insomma, quelle che comunemente vengono chiamate chiacchiere. Queste sfoglie sottilissime, impasto molto semplice, anche in questo caso fritte, e poi spolverate con lo zucchero a velo. Ed è uno dei dolci che può essere classificato tranquillamente come street food, no? Perché anche in altre parti dell'Italia, durante il carnevale, i carri mascherati, si vedono le persone che passeggiando mangiano proprio le chiacchiere, è uno dei simboli per eccellenza. Allo stesso modo, famosissime sono le castagnole. Queste si caratterizzano, al di là dell'essere fritte, per avere un interno molto morbido e una parte esterna decisamente più croccante. Anche qua le possiamo trovare con alcune varianti, come quella con la ricotta, oppure affiancate sempre alla crema di zabaione. In Veneto, sempre, però siamo più spostati nella zona del Polesine, c'è un dolce particolare che si chiama Megiassa. Ha anche altri nomi, miassa, smiassa, ma è un dolce particolare e assolutamente incredibile. Intanto perché è un dolce antico ed è un dolce che viene preparato proprio con
quello che c'è in casa, indipendentemente da farina, zucchero, che non sono ingredienti fondamentali, ma vengono impastate zucche, vengono impastate la frutta secca. Scusate per la Non ti voce, come preoccupare, sempre. è stagione. E tutti questi dolci e tutti questi ingredienti vengono poi, pensa, amalgamati con l'acqua utilizzata per cuocere il maiale. Però, è certo, perché dentro c'è la sugna, tutto quello che c'hai cotto, e quindi gli fa un ulteriore strato di grasso. E quindi un dolce molto particolare, però un dolce tipico, decisamente saporito. Sì. E sempre per restare in laguna, abbiamo dei biscotti che si chiamano buranelli, questi arrivano dall'isola di Burano, anche questi molto semplici, che vengono preparati durante il carnevale in vari gusti, e la loro particolarità è questo contrasto dell'essere semplici, ma una volta cotti vengono poi glassati con lo zucchero, creando così un contrasto invitante. Non possono mancare, in questo caso per un piatto salato, le sarde in saor. Un grande classico veneziano. Classico, assolutamente, si trovano fortunatamente anche durante gli altri periodi dell'anno. A queste sarde freschissime, condite poi con cipolle, aceto, uvetta, sono una prelibatezza assoluta, una cosa veramente deliziosa. E al di là, diciamo, del periodo del carnevale, si mangiano con grande piacere, a parer mio, anche in estate. Io le adoro, quindi quando vado a Venezia non manco mai di mangiarle. Mi stavo dimenticando un altro dolce, la focaccia veneziana, un'altra prelibatezza tipica. Assomiglia un po' a un panettone, In fa effetti. fa parte della famiglia dei lievitati, viene arricchito con burro, zucchero, con la scorza di limone, la vaniglia, e anche in questi casi si può mangiare o da solo oppure abbinato alla nostra crema di zabaione. Questa è una sintesi, diciamo così, del carnevale veneziano e dei dolci e dei piatti che si mangiano per l'occasione. Molto bene. Senti, accanto a Venezia però c'è anche il tuo bellissimo blog che vi invito a visitare, degustaviaggi.it. Lo mostriamo subito, eccolo qua in tutto il suo splendore. Vediamo un po' cosa c'è in apertura questa settimana. Allora, Izu Milano, il ristorante giapponese nel cuore della città meneghina, dove si incontrano design, cultura, alta cucina. La miglior colazione d'Italia sbarca a Firenze al Caffè dell'Oro. San Valentino 2026 da Gruè, dolci novità da assaporare e condividere. Salmon Guru Milano ospita il kick-off ufficiale di World Class Italia 2026, e poi al Pincio Bistrò by Albufera per San Valentino, mix perfetto di tradizione basca e romanticismo contemporaneo. Dove ci porti di bello? Andiamo al Salmon Guru e poi andiamo a fare una tappa anche per San Valentino, visto che questa settimana, la prossima settimana, sarà la settimana degli innamorati. Diamo qualche consiglio. Allora, per quanto concerne il Salmon Guru, una location particolare, molto caratteristica, molto estrosa anche. Quindi, al di là, diciamo, della sua bellezza e della sua qualità per quanto concerne la parte dei drink, sarà protagonista lunedì 9 febbraio di questa meravigliosa competizione dedicata proprio ai grandi esperti della mixology, tra i quali abbiamo Enrico Bellucci e Felice Capasso. Sono due nomi importanti del panorama dedicato proprio alla miscelazione, ai drink, sia per l'innovazione sia per la loro creatività.
È un appuntamento al quale possono partecipare non solo gli esperti del settore, ma anche il pubblico. Basta prenotarsi e ve li consiglio vivamente, perché sono due grandissimi maestri, sono veramente due grandissimi artisti della mixology. L'altro posto invece dove vi consiglio per una cena particolare, con sapori in questo caso dedicati alla Spagna del Nord, al Pixo Bistrò. Ebbene, qua ci sarà un menù raffinato, esclusivo, con dei gusti non scontati, diciamo così, gusti particolari. Poi lo sappiamo, la festa degli innamorati, di conseguenza c'è un'atmosfera unica, e l'abilità di questa cucina, tra l'altro lo chef brasiliano è fantastico con la moglie. La caratteristica del menù sarà proprio quella di essere stato in grado di unire la cucina del nord della Spagna con i sapori e le tradizioni dell'Italia. Quindi, caro Antonino, per questa settimana veramente ci sono una serie di incontri e di appuntamenti unici. Decisamente. Allora, Maddalena, io ti voglio ringraziare ancora una volta per la tua cortesia e disponibilità, e ci ritroviamo prossimamente, perché tu hai un nuovo impegno. Io l'ho detto ai nostri ascoltatori settimana scorsa. Cosa fai adesso? Altro bellissimo impegno: ho preso il coordinamento editoriale di un trimestrale dedicato sempre al canale Horeca, quindi ristoranti, hotellerie, enoteche, ospitalità a 360 gradi, che si chiama The First. È una rivista molto bella, molto particolare, dove si affrontano i temi attuali dedicati per l'appunto al canale Horeca, ma in un modo curioso, anche in questo caso non banale, non scontato. Ci sono degli approfondimenti molto interessanti per andare a scoprire tutto ciò che c'è dietro al canale dell'Horeca, che alcune volte passa un po' inosservato, viene dato per scontato. In realtà c'è un mondo incredibile fatto di grandi professionisti nel bene e nel male, ed è giusto appunto far conoscere a tutti questo mondo affascinante e in continua evoluzione, visto proprio anche il periodo che stiamo vivendo. Ecco, quindi siamo in attività, siamo dinamici. Molto bene, allora in bocca al lupo e complimenti, e ci ritroveremo molto presto. Grazie ancora. Grazie a tutti, a presto. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Yeah, yeah, freedom. 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 You got to give for what you say. Freedom. 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 You got to give for what you say. Heaven knows we sure have fun, boy. Why can't just buddy me? Why can't just buddy me? We hit every big shot, good time, bend on the run, boy. We live in fantasy. We won the race, get out of the place. Well, back home, got a brand new face for the boys at MTV. Boys at MTV. The way I play the game has got to change, oh yeah. And now I'm gonna get myself happy. I think there's something you should know. I think it's time I stop the show. There's something deep inside me. There's someone I forgot to be. Take back your picture in a frame. Think that I'll be back again. Hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Yeah, yeah, freedom. Let you down. Freedom. Freedom. You got to give for what you say. Freedom. Let you down. Freedom. Freedom. You got to give for what you say. Well, it looks like the road to heaven, but it feels like the road to hell. Well, I knew where side my bread was buttered. I took the knife as well. Posing for another picture. Everybody's got to sell, but when you shake your ass, they notice fast. Some mistakes were built to last. That's what you get. That's what you get. That's what you get. See, that's what you get. See, that's what you get. Changing your mind. That's what you get for changing your mind. That's what you get. That's what you get. After all this time, I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you. Ho battuto la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:07 e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato George Michael con Freedom 90 del 1990, gran pezzo, devo dire la verità. E adesso diamo qualche altro aggiornamento, signore e signori. Un quarto d'ora fa batte Iran International su X, l'ex Twitter. Il comando centrale degli Stati Uniti d'America ha pubblicato 4 foto, sono 4 foto del gruppo da battaglia della portaerei Lincoln, accompagnata da 2 navi militari portarifornimenti e 2 unità della Guardia Costiera americana, perché quando sei nella Guardia Costiera sei in famiglia, come dicono i Griffin, che navigano assieme nel Mar d'Arabia. E con cosa si conclude questo messaggio? Peace through strength, la pace attraverso la forza, che era un motto di Ronald Reagan ed è anche un motto di Donald Trump. Quindi, come vedete,
è tutto anche un gioco, se volete, di segnali che rimbalzano da una parte e dall'altra del Golfo Persico. Noi proseguiamo con la nostra trasmissione, ultimi aggiornamenti. Oggi è giornata dedicata alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Conto alla rovescia per il via ai giochi, battelanza, i capi di Stato e di Governo ricevuti a Palazzo Reale a Milano. La Premier incontra Vance, si conferma il rapporto strategico con gli USA, cresce l'attesa per la cerimonia inaugurale a San Siro, nuovo appello del Papa per la tregua olimpica. Ancora, tutti i numeri della cerimonia Monstre, sfilano 146 atleti azzurri a San Siro, sarà show. La Russia spari contro il vice capo dell'intelligence militare, Kiev vuole far saltare i negoziati. La vicenda lite sul simbolo di Futuro Nazionale era di mio marito, ma Vannacci tira dritto. E poi il gender pay gap, stipendi senza segreto, il primo step per la parità salariale. E infine sanità, realtà virtuale, visori in classe contro il cyberbullismo, al via Educatamente 2.0, progetto dell'Istituto Superiore di Sanità e la Sapienza, formazione per 5.000 sanitari. Un'ultima cosa, Sanremo 2026, Andrea Pucci al festival, criticata la scelta del comico, fascista, omofobo e sessista. In America hanno Trump già da un anno, le cose si stanno tranquillizzando, noi l'onda lunga del walk ce la terremo per un po' di tempo. Va bene, le 19, 10 minuti e 20 secondi, adesso parliamo d'arte con Ale Musella e stasera si va tutti a Dubai, dove l'arte si fa anche protesta per la libertà in Iran. State a sentire che cosa ci ha detto. Vai pure Natalia, grazie. E come ogni venerdì, signore e signori, è tornato ancora una volta implacabile Ale Musella. Ciao Ale, in quel di Dubai, che tempo fa? Bellissimo come sempre. E per l'arte che tempo fa? Perché so che sei in una certa faccenda affaccendato. Allora sì, sono in una certa faccenda affaccendato e sono molto contento che mi abbiate chiamato adesso, perché così la posso raccontare. E vai, sentiamo. Allora, io sono sempre stato propenso, no, nella unire i bambini all'arte e fare cultura. Per cui il proprietario è un costruttore che ha diversi ristoranti, mi ha chiesto di creare questo format che prevede il fatto che i bambini possano venire al ristorante, lavorare la ceramica, per cui dipingerla, poi la fanno cuocere, sì, e per cui possono tornare a casa con il loro pezzo di ceramica. Ora, che cosa faccio io? Io una volta ogni 15 giorni verrò qui, insieme anche ai genitori dei bambini, e inizierò a raccontare, gli darò dei soggetti da riprodurre, in modo tale che io possa parlare della street art e della pop art, o comunque ogni volta gli darò un soggetto diverso per raccontare la storia dell'arte attraverso la manualità e al gioco, perché questo è fondamentale. Per cui gli insegnerò anche a utilizzare nuovi materiali insieme alla ceramica, e fondamentalmente questo comunque è un ristorante dove tutto verrà messo anche in vendita per charity, per cui per dare una mano a chi ne ha più bisogno, perché a Dubai comunque questo conta molto, e mi piace molto perché poi torno a fare anche l'itiero, perché ovviamente devo rimettere a posto anche un po' di cose, un interno, un esterno, per cui rifarò anche l'estetica del posto, che poi è anche fuori, per cui vi do già un'anticipazione, questi verranno ricoperti da mosaici di ceramica che faranno i bambini. Però per cui insomma, fondamentalmente no, è anche molto bella la veranda. Sì. Per cui sono molto molto soddisfatto, perché quello che mi ero ripromesso di fare in Medio Oriente è proprio portare la cultura, e portare la cultura attraverso i bambini e poter dialogare anche con i genitori ovviamente diventa una cosa importantissima, perché parti da quando sono piccoli. Questo ristorante qua è all'interno di una mall che ha 3 scuole a fianco, per cui puoi immaginarti, dovrò interagire, io adoro, con bambini dai 5 agli 8 anni. Va bene, insomma, sarà un momento, diciamo così, che serve anche in fondo a creare futuri estimatori dell'arte. Anche questo è fare educazione artistica. Assolutamente sì, ma poi anche perché ovviamente ci saranno anche i genitori, per cui piano piano
perché comunque voglio che ci siano anche loro, ho la possibilità di parlare anche a loro. Per cui è un progetto che mi piace tantissimo, adesso lo ufficializzeremo e ovviamente poi sarà anche preso in considerazione dalle istituzioni, perché è proprio una questione proprio didattica. Per cui hanno scelto me e io devo dire che sono estremamente soddisfatto, anche perché sono qua solo da 4 mesi, evidentemente si sono accorti della differenza con la quale tratto l'arte rispetto alla maggior parte delle persone che sono qua. Ora uno dice chi si loda si imbroda, ma a me non me ne frega niente, me l'hanno detto e per cui sono contento. Beh, direi che onore al merito, caro Ale. Senti, ma il tema di oggi, oltre a questo bel momento, insomma, di educazione civica, la volta scorsa mi avevi mandato delle fotografie che se vuoi possiamo mostrare di nuovo. C'è anche un video, quindi io adesso li apro tutti. Vi vogliamo far vedere alcune cose perché, ripeto, la volta scorsa non c'è stato possibile collegarci e di conseguenza non abbiamo avuto la possibilità di mostrare tutto questo. Io partirei dal video, ecco, condividiamo anche il suono così lo possiamo sentire e vedere per chi per chi ci sta seguendo sul canale video della radio. Eccolo qui, vado, play. Vuoi che lo commenti intanto? Direi di sì, perché c'è questo signore, lo diciamo per chi ci segue per radio, quest'artista, ginocchioni in un'area delimitata dal nastro adesivo e si sta impacchettando. Allora, lui è un artista che si chiama Darvish ed è un artista iraniano, un artista molto importante. Qua siamo all'interno della Leila Gallery, che è una delle più grandi gallerie di Dubai, sono circa 1500 metri quadrati, e qui questa è una performance che stava facendo durante la serata di gala dove eravamo presenti. Allora, Darvish l'ho conosciuto, ho scritto un articolo per lui, ci siamo piaciuti e nel successivo vedrai che lui mi ha chiesto di intervenire e di dargli una mano nel portare avanti questa performance, per cui sono stato parte integrante della performance. Sì, infatti ora passiamo all'altra immagine, momento che cambiamo schermo, ecco qua, eccolo qui il nostro Ale mentre sta aiutando a impacchettare quest'artista. Lui è iraniano, quindi? È iraniano, infatti questa performance sta anche a significare non state immobili, come se non poteste sentire, ascoltare o parlare di fronte a quello che sta accadendo. Per cui è una sensibilizzazione nei confronti di quello che sta accadendo in Iran, perché sembra che insomma sia passata in secondo piano rispetto a tutto quello che è successo per la Palestina e quant'altro. Per cui lui, che è un ottimo pittore, è un realista, lui nei suoi quadri entri nel Paese delle Meraviglie, che è Alice di Wonderland, ma anche nel surrealismo di Dalì. È proprio bravissimo come pennello e come concetto. Lui poi è il pittore dell'aria, per cui fa volare tutte le cose che disegna. Lui stesso è un atleta, va sui pattini benissimo e anche sullo skateboard, e lo skateboard è inutile che te lo dica, sopra ha un tappeto, per cui ha proprio l'effetto del tappeto volante, perché per lui l'anima deve volare, e questa sua performance è stata molto forte perché proprio lui, che insegna attraverso la sua arte a volare, si è dovuto bloccare per un attimo, perché è stato poi oltre 1 minuto e mezzo fermo, proprio per come si dice, puntualizzare l'immobilismo che c'è in questo momento per quanto riguarda il suo paese. Infatti, ecco, a me piace questo recupero dell'arte che fa anche politica, che lancia anche un messaggio, perché francamente mi pare che ultimamente di arte politica, se tolgo di mezzo Ai Weiwei e questo artista, non c'è niente. Ai Weiwei, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è un artista dissidente cinese che spesso fa delle performance per sfottere il governo, la dittatura cinese di Xi Jinping. Per esempio, qualche anno fa lui si è presentato ballando Gangnam Style, una delle famose hit del rapper coreano Psy, però lo ballava con le manette, quindi lo ballava ammanettato. Scusa Ale. No, ma infatti ma io sono sempre propenso a questo tipo di discorso, no? Quando poi c'è lottare, l'arte serve anche quello, no? Perché la contemporaneità va raccontata sulle cose belle ma anche sulle cose brutte. Sì. E, per cui sono stato estremamente
orgoglioso che Darwish, per chi puoi andare a vedere, Darwish con l'H finale, punto studio, andate a vedere che tipo di artista è. Per cui, tra l'altro, dopo questa diretta che facciamo, ho un appuntamento con lui perché poi torna, lui vive a Londra, ovviamente, perché non può vivere in Iran. Per cui per me è stato estremamente interessante. Una cosa, all'interno di questa galleria bellissima, dove c'erano tutti personaggi e collezionisti di un certo livello, mi vedi? Io non mi vedo Sì, più. sì, io ti vedo perfettamente. Perché vedo uno schermo nero. E per cui la cosa buffa è che a un certo punto la stessa Leila, che era la proprietaria, si era dimenticata di avvisare di questo tipo di performance, per cui la gente, addirittura alcune persone pensavano che fosse un inserviente che stava delimitando una zona e per cui non pensavano che non fosse neanche l'artista. Questo per farti capire che ogni cosa, quando la fai, lui l'ha voluta fare per sensibilizzare nei confronti dell'Iran, però l'istituzione principale che doveva dargli il peso quasi l'ha fatta passare in sordina. E quello è il motivo per cui invece mi sono permesso di divulgarla e di parlarne anche oggi, perché questa è una cosa che io trovo non molto carina, nel senso che un artista che ha deciso di mettersi in gioco e di fare una performance così forte all'interno di una serata molto importante di gala, forse meritava maggiore attenzione. Inutile che ti dica che l'attenzione l'ho tirata io, perché avevo 3 persone con me e sono state loro ad andare a chiamare tutti, per cui alla fine ho fatto quello che andrebbe fatto abitualmente. Ecco, intanto io sto mostrando l'Instagram di Darwish. Sì. Eccolo qua. Se vedete i suoi dipinti, fai vedere un suo dipinto, è veramente sì, spettacolare. Quello con la macchina che vola è bellissimo, questo qua, è Rapture, sì, eccolo qui. Sì, ma la tecnica che ha, cioè, è una cosa... Vedi quel spirito di libertà che ha, per cui in netto contrasto con la performance che ha iniziato a fare. Questa è una performance, io ne conosco, vedi poi che dai colori onirici e la capacità comunque di dare movimento alle sue opere. Vedi, anche questo è molto forte. Questa ricorda un po' i due tizi che si danno la mano sull'album dei Pink Floyd, Wish You Were Here. Sì, perché comunque hanno un punto di riferimento, alcune cose ricordano Thelma e Louise, alcune cose ricordano... Questo è bellissimo, capito? Cioè, questo, vedi come vola? Sì, vedi? dalla Vespa, lui stesso dipinge attaccato a dei lacci e per cui vola mentre dipinge. Cioè, sì, lui è infatti, proprio... eccolo qua, lo mostriamo. Lui si filma anche, eccolo. Guardate che roba. Sì. È sospeso per aria. Ecco qua il paranco che lo tiene al soffitto. Lui dice anche, non provate questo a casa, il mio corpo si è ormai abituato a sopportare questo grado di trazione. Vedete che sta rimbalzando, tenuto a sto paranco elastico e continua a dipingere. Che cosa spettacolare. Sì, incredibile. Un personaggio, guardalo, cioè, non devo neanche aggiungere niente, per cui capisci che io sono stato estremamente orgoglioso della sua scelta. Vorrei ben dire, veramente un personaggio, qua è coi pattini a rotelle mentre si aggira nella Art Gallery. Guarda, questo gliel'ho fatto io il suo video, guarda come vola, guardalo. Sì. Lo diciamo per chi ci segue per radio, sta pattinando nel centro appunto della sala con le sue opere esposte e sembra quasi volare perché ha questa specie di maglia che gli fa anche da mantello e lui vola letteralmente sui pattini a rotelle, i classici schettini a 4 per capirci, non quelli rollerblade. Sì, che io l'ho provati una volta e sono cascato e non li ho provati più. Che spettacolo. Veramente un uomo libero e anche perché, lo diciamo per chi ci ascolta, ballare, specialmente in pubblico, in Iran è vietato, è immorale e ti prendono a frustate. Quindi questa roba qui è un atto di resistenza politica, incredibile ma vero, ma è proprio così. Bravo Ale, veramente una bella storia Ale, bravo. Grazie. Che spettacolo. Ecco qua, con gli occhiali rosa per giunta, proibitissimo. Sì, lui è, ma lo vedi.
No, sono contento di poterne parlare perché merita, ma a parte come bravura, Sì, e poi è collocato benissimo anche a livello di investimento, però è una bella persona, cioè, sì. guardalo, cioè. Sottosopra che si fa trasportare. Com'è che l'inserviente non rida mentre lo trasporta? Però anche questa è performance. E Cioè, certo, è tutto qua siamo performance. oltre, posso dirlo, le pacchianate dell'Abramovic. Allora, anche perché l'Abramovic le ha fatte e le rispetto, le ha fatte negli anni 70, va bene. Sì, Però lui è uno dei pochi performer che dà emozione e che ha senso, perché altrimenti oggi sotto la parola performance si nasconde un po' tutto, un po' niente. Qua sì, invece c'è un significato, c'è una tecnica, c'è una capacità, per cui adesso non voglio parlare mai di tutti i performer perché ne conosco che sono bravi come Adele Ceraudo, come Nicola Fornoni, come certo. ce ne sono, però alcuni sono ridicoli. Invece avere la possibilità di raccontare un personaggio del genere per me è veramente importante, perché io che vivo di arte da oltre 30 anni, raramente ho visto questa intensità. È vero, guarda, veramente coinvolgente, veramente coinvolgente. Che spettacolo. Che spettacolo. Sì, giustamente queste cose poi se ne deve andare a Londra perché se poco poco torna a Teheran lo appendono a una gru con tutti i reati che ha commesso facendo Sì, sì, queste deve stare. performance, perché torno a ripetere, tutto quello che voi state vedendo o comunque che vi stiamo raccontando, sì, per noi altri è arte, per quelli lì è un reato contro Dio, perché vi ricordo che in quel paese il concetto è che è il governo di Dio e quindi qualunque atto di mancanza di fede o ritenuto di blasfemia deve essere punito nella maniera più severa. Benissimo, benissimo, spettacolo, veramente spettacolo, Ale. Grazie per Comunque, avermi dato l'opportunità. ma figurati, no, grazie a te per averci raccontato questa storia perché è veramente fenomenale, fenomenale. E poi dice anche della libertà di un posto come Dubai dove appunto si può fare una precisa critica politica all'Iran, un preciso attacco politico all'Iran, perché questa non è soltanto arte, ma è appunto anche politica. Certo. Ecco. E allora, Ale, e in tutto questo, questa settimana com'è andata alla Home Gallery? È andata molto bene, poi ho compiuto gli anni appunto venerdì scorso, anzi non mi Auguri. ricordo quando l'ho fatto, domenica, ho inaugurato una collettiva perché ho colto l'occasione, visto che sono venute oltre 30 persone, di raccontare le opere che ho alle pareti e adesso ho trovato una partnership ufficiale con un'altra galleria che è esterna alla Home Gallery, per cui dopo il Ramadan che passerò qua, perché io ritorno il 21 di febbraio, ma già il 28 sono qua, per cui buona parte del Ramadan lo faccio qui, proprio perché è vero che si stoppano determinate cose, ma è anche vero che le persone hanno piacere di avere più tempo privato e per cui organizzo delle serate culturali, non sempre per rompere le balle, per carità di Dio, però parlando di arte e di altro, nella Home Gallery. Però progettando la prima collettiva esterna che sarà dopo il 15 di marzo, in una galleria che ha 2 stanze enormi, molto luminose, una nera e una bianca, e vi anticipo che in una racconteremo il Medio Oriente attraverso le opere realizzate dagli artisti secondo alcuni suggerimenti dei miei soggetti, e l'altra sarà pop, così avremo il passato, il presente e il futuro da raccontare. Molto bene, molto bene. Senti, l'artista di questa settimana l'abbiamo raccontato, ma un altro da tenere d'occhio chi è secondo te? Un altro da tenere all'occhio è Marco Osso, l'avevo già citato qualche mese fa, perché sta migliorando tanto, perché aveva paura di mettersi in gioco, adesso sta facendo dei soggetti estremamente interessanti, ha una tecnica che ho sempre reputato eccezionale e vedo sempre più anima nelle sue opere, per cui Marco Osso mi sta realizzando dei soggetti che raccontano il Medio Oriente, perché poi dopo, lo dico qua, ma sto iniziando anche una collaborazione con una curatrice italiana per fare, e anche una di Malaga, in cui c'è questa triangolazione qua, perché racconteremo in una mostra museale attraverso appunto le opere realizzate da artisti internazionali che raccontano presente, passato e futuro di Dubai, per cui dalla sabbia all'acciaio, al vetro e al futuro, che verrà poi esposta anche in un museo in Italia. Per cui devo dire che
mi sto muovendo in maniera unconventional per come le persone sono abituate a stare qua, cioè sedute in galleria ad aspettare che le persone entrino. Tu lo sai, ormai mi conosci, io non sono così. Esatto. Sono molto soddisfatto. Anche di quello che ti ho detto all'inizio di questa diretta, per me rimettere a posto un ristorante, creare un format per i bambini, fare cultura all'interno delle scuole e unire anche il glamour e parlare con i docenti e con i genitori, non me lo aspettavo dopo 4 mesi che mi venisse proposta una parola del genere. Quindi vuol dire che bene. Senti, capisco che la domanda è stupida perché ricorda molto vuoi più bene a mamma o papà, ma visto che sei tornato nel Medio Oriente, anzi in questo caso nel Golfo Persico, è più facile fare arte in Italia o lì? È più facile in Italia, ma qui c'hai più stimoli, perché quello che sto facendo adesso in Italia potrebbe sembrare normale, l'ho già fatto e non sono l'unico a fare determinate cose. Forse sono l'unico che ha il coraggio a 54 anni di prendere la valigia e ricominciare da zero in un paese dove sembra tutto legato al glamour e invece vuole fare cultura. Allora è per quello che sono molto soddisfatto, perché è difficile raccontare l'arte come per me va raccontata, cioè l'anima, che cosa c'è dietro l'arte, perché qua sono sempre abituati a prendere l'apparenza. Io invece vivo sulla sostanza dell'arte, per cui è più difficile ma molto più stimolante, per cui non tornerei indietro. Bene, bene, molto interessante. Senti, e gli impegni per la prossima settimana, prima di ritrovarci? Allora, la prossima settimana intanto devo già iniziare a mettere a posto questa cosa qua con i bambini, per cui devo rimettere a posto proprio il ristorante e mi prenderà un po' di tempo. Poi ci sono un po' di eventi a cui partecipare per fare pubbliche relazioni e in tutto questo volevo dire, mi parlavi dell'Italia, la Home Gallery nascerà anche quest'estate a Pietrasanta. Ah, che meraviglia! Beh, allora devo venire a Pietrasanta. Certo, perché il ponte culturale esiste se c'è una parte e se c'è l'altra, se no che cazzo di ponte fai? Scusate la parolaccia. Cioè, per cui devi andare da una parte all'altra. E anche Milano, ci sarà anche Milano, Roma e come ti ho detto Malaga. Molto bene, molto bene. Così il nostro ascoltatore Davis da Malaga ti può venire a trovare e poi facciamo una diretta con lui. Senti, perché Radio Libertario ovunque. Allora Ale, io ti ringrazio come sempre e ci ritroviamo venerdì prossimo. Grazie a tutti e scusate se c'è un po' di casino, ma... No, i filtri antirumore hanno funzionato bene, quindi si è sentito tutto. Grazie ancora, ciao. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Qui Parlamento. E allora, alle 19:31 minuti e 49 secondi, siamo riusciti a ritrovare l'onorevole Gianangelo Boff, che ringrazio per il tempo e soprattutto per la pazienza. Buonasera onorevole, bentornato. Buonasera a voi radioascoltatori. Mi scuso intanto per prima, ma c'era un problema di non copertura della zona, quindi ho avuto qualche difficoltà a mettermi in contatto e mi scuso con voi e con i radioascoltatori. Ma si figuri, gli inglesi dicono problemi del primo mondo. Senta, allora, consultazioni elettorali e referendarie, 22-23 marzo, bisogna stare molto attenti. Ma diciamo che la sinistra, come abbiamo visto anche dal provvedimento che è arrivato in aula, che non era nemmeno che un DL per consentire le elezioni al referendum, la sinistra non perde nessuna occasione per fare polemiche inutili. Vedete, noi abbiamo assistito a una cosa veramente allucinante in aula, dove per 2 giorni ci siamo ascoltati le polemiche della sinistra sul fatto che noi non facevamo votare gli studenti e i lavoratori fuori sede, sul fatto che noi, secondo loro, c'erano problemi anche come nelle scorse europee, per gli elettori all'estero. Allora io a un certo punto ho detto, ma questi qua ci tengono talmente tanto agli elettori all'estero, ci tengono talmente tanto ai fuorisede, che probabilmente siamo noi a sbagliare. Cioè, il mio spirito di autocritica mi ha fatto analizzare e allora ho detto, vado a guardarmi un po' nel passato. E poi guardando nel passato scopro che la sinistra non si è mai occupata dei nostri elettori all'estero, tant'è che
il governo che introdusse il voto degli italiani all'estero fu il governo Berlusconi con il ministro Mirko Tremaglia. Infatti. Bene, e quindi non se ne occupò la sinistra, ma poi ho detto sarà un caso sporadico questo, probabilmente in realtà la sinistra ci tiene molto ai fuorisede per far votare i fuorisede, e in realtà scopro che il primo governo che ha dato la prima volta la possibilità di votare, anche se in via sperimentale, ai fuorisede è stato il governo Meloni con la Lega, che nelle scorse europee ha fatto per la prima volta votare il fuorisede. Quindi questa sinistra, no, come sempre, loro sono bravi a dire le cose, sono bravi a parlare dal pulpito, ma poi quando sono al governo, e lo sono stati per 9 anni prima di noi, cioè nessuno si è mai preoccupato di fare una legge che consentisse di votare ai fuorisede. Ora, in questa tornata era difficile perché i tempi erano stretti. Ovviamente bisogna dare tempo anche agli uffici comunali che possano adeguare, aggiornare quelli che sono gli elenchi degli iscritti alle liste elettorali, convocare le commissioni elettorali, quindi è chiaro che in questa tornata sarebbe stato un problema, anche se so che il governo sta lavorando per andare a regime con la possibilità di far votare i fuorisede. Ma poi sono andato a analizzarmi anche i dati, perché ho detto mamma mia, a quante persone abbiamo impedito di andare a votare, e scopriamo che alle scorse europee noi, con la possibilità di dare il voto ai fuorisede, abbiamo dato la possibilità di voto a circa 5 milioni di italiani. 5 milioni di italiani, di cui però solo 66.000 hanno fatto richiesta di votare, quindi voi pensate il rapporto che c'è fra 5 milioni e 66.000. Ma poi di quei 66.000 che hanno fatto richiesta, quindi di poter votare non nel proprio comune di residenza, ma nel comune dove lavorano, neanche tutti sono andati a votare, perché è andato a votare solo l'80%. Quindi quando la sinistra dice che noi non facciamo votare quelli fuori sede perché vogliamo inficiare il risultato del referendum, è una balla catastrofale, è una grande balla. Hanno paura di perdere il referendum, hanno paura che gli italiani finalmente decidano per una giustizia libera dalle correnti, una giustizia che sia libera da quello che si leggeva sul libro di Palamara, una giustizia veramente dove il giudice che deve giudicare e il PM siano terzi, perché il giudice deve essere terzo, perché le parti devono essere tre. Cioè, se il giudice non è separato dal pubblico ministero, cioè non c'è la terzietà del giudice. Quindi gli italiani devono andare a votare sia questo referendum, ma non per la Lega, per la Meloni, o per mandare a casa la Lega o la Meloni piuttosto che, ma devono andare a votare sì per una giustizia più libera, non influenzata dalle correnti, tant'è che noi, cioè, si pensi, noi abbiamo voluto talmente politicizzare tanto il CSM che abbiamo tolto perfino i membri che vengono eletti dal Parlamento. Quindi abbiamo tolto completamente, con questa riforma togliamo completamente l'influenza della politica all'interno del CSM. Forse di questo la sinistra ha paura, di non poter più ingerire sulla magistratura, di non poter più ingerire sulle correnti, che nella magistratura non valga più il principio correntizio, ma finalmente possa valere il merito. Il fatto che noi introduciamo l'alta corte, il fatto che se un magistrato sbaglia, gli sbagli della magistratura purtroppo provocano costi ingenti per lo Stato e gente le cui vite vengono rovinate da carcerazioni che poi si riducono in carcerazioni preventive, che poi si riducono in assoluzioni, che costano milioni e milioni di euro allo Stato ogni anno, circa 5.000 persone ogni anno, le cui vite sono rovinate per errori della magistratura. Ora io dico, ci può essere un organo terzo che deve giudicare anche il giudice quando il giudice in malafede sbaglia. È chiaro che chi lavora poi in buona fede può anche sbagliare, e questo è giustificato, ma vogliamo che ci sia un organo terzo che possa anche vigilare sull'attività della magistratura e sugli errori dei giudici. Cioè, di questo la sinistra ha paura. Noi non abbiamo paura di questo, noi abbiamo paura della magistratura politicizzata, le cui carriere, anche dei bravi magistrati, a volte vengono inibite perché non fanno parte di quella corrente, non fanno parte della corrente giusta. Quindi noi vogliamo, come dice Radio Libertà, una magistratura più libera, che sia libera di giudicare, libera dalle influenze politiche,
e che giudichi i nostri cittadini solo sulla base del fatto se hanno sbagliato, se hanno commesso un reato e non sulla base di un'influenza politica. No, ma soprattutto sa, onorevole, io vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che nell'anno di grazia 1988 è stato proprio il CSM a bocciare Giovanni Falcone alla guida della Procura di Palermo, preferendogli Antonino Meli, il quale non aveva la benché minima esperienza in tema di lotta alla mafia. Questo lo vorrei ricordare a chi ci ascolta. Il presidente Cossiga raccontò che Falcone in lacrime andò al Quirinale, gli disse: io sono un uomo finito ormai, e allora Cossiga a quel punto prese la cornetta in mano, telefonò a Martelli, che era ministro della giustizia, e gli disse: vedi che cosa puoi fare per Falcone, e Falcone venne chiamato al Ministero della Giustizia, dove poi ha svolto l'ultimo periodo della sua vita, tra l'altro tra gli attacchi vergognosi di chi oggi fa l'icona dell'antimafia, morendo poi a Capaci nel 1992. Questo tanto per fare il corollario a quello che ha detto lei finora. Poi un'altra cosa, sì, vede, lei è del poi, 75. Dica. Ma poi voglio dire, no? Loro dicono, ma se si usa il sorteggio non viene premiato il merito. Ma noi non stiamo parlando di una categoria qualsiasi, noi stiamo parlando di una categoria che passa un corso per entrare in magistratura, uno dei corsi più severi che ci sia. E quindi io dico, se io faccio un sorteggio all'interno di una platea di persone, tutte persone che paradossalmente possono comminare un ergastolo a un cittadino, cioè possono mandare in galera per tutta la vita un cittadino, però sulla base del sorteggio potrei avere persone che non sanno fare il suo lavoro. Ma lei capisce che è un paradosso, cioè abbiamo delle persone che possono comminare l'ergastolo a una persona, però non potrebbero, secondo loro, essere degne di stare nel CSM, perché magari non perché non abbiano le capacità o la preparazione, perché è chiaro che in quel caso noi partiamo da un livello sicuramente altissimo, perché stiamo parlando di giudici. Quindi loro non partono da quel presupposto, il loro presupposto è che magari con il sorteggio non esce quello di magistratura democratica. Appunto, anche perché invece il CSM, quello che doveva valutare sulla competenza e la preparazione, ha fregato uno come Giovanni Falcone. Mi pare che sia sufficiente per me l'argomento. Poi sa, le dicevo... E poi Gratteri, il buon Gratteri, ha anche rovinato la memoria citando frasi che Falcone non ha mai detto, cioè attribuendo a Falcone il fatto che lui fosse contro la terzietà, cosa che invece era esattamente il contrario, perché ha attribuito a Falcone frasi che Falcone non ha mai detto. Infatti. Io vorrei dire anche un'altra cosa, questo referendum, sa, lei è del 75, io sono dell'80, eravamo ragazzini quando è scoppiata Mani Pulite. Forse ora siamo uomini fatti, lei ha ancora i capelli, beato lei, io no, purtroppo, ma una cosa l'abbiamo in comune, forse sarebbe ora di vedere insieme la fine di questa immensa transizione che è cominciata nel 92. Non se ne può più, basta. Che dice? No, ma io dico che se uno sbaglia è giusto che subisca un giusto processo, venga processato e condannato se sbaglia. Attenzione, perché chi sbaglia, e soprattutto se uno sbaglia nella gestione della cosa pubblica, che è quella di tutti i cittadini, ci vuole la massima severità nel giudizio e nella pena che viene comminata. E su questo sono d'accordo, però questo strumento non può essere usato a livello politico, perché l'abbiamo visto dal libro di Palamara, dove chiaramente veniva dato indirizzo su chi doveva essere colpito, e anche se non aveva fatto nulla comunque doveva subire l'agonia mediatica di indagini che molto spesso hanno condotto al nulla. Cioè, quante persone abbiamo visto rovinate le carriere politiche e poi sono state assolte perché il fatto non sussiste? Ma ci rendiamo conto di vite rovinate, carriere politiche rovinate per il nulla? Questo noi non vogliamo. Poi chi sbaglia deve pagare, e soprattutto se sbaglia gestendo il bene pubblico deve pagare più degli altri, perché gestisce il bene di tutti. Cioè, uno che sbaglia nella propria azienda commette un danno a se stesso e magari ai suoi collaboratori, ma chi sbaglia nel pubblico o chi fa con dolo degli errori nel pubblico è chiaro che lo fa
sul bene di tutti, e quindi è giusto che ci sia una severità e un giudizio, ma questo strumento non può essere usato per influenzare la vita politica di un paese. Pienamente d'accordo. Onorevole, io la voglio ringraziare di questa chiacchierata e insomma il piacere di risentirci presto. Io voglio ringraziare voi e citando una canzone del buon Giovanotti, viva la libertà. Quello sempre, viva. Grazie, Grazie ci a voi. risentiamo presto. Di nuovo, sigla. Qui Parlamento. Va bene, le 19:44 minuti, abbiamo ancora un minuto, vi do gli ultimi aggiornamenti. Sorpresa a San Siro, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi, ancora tutti i numeri della cerimonia, lo sapete, 146 atleti nella squadra azzurra. Per quanto riguarda l'Iran, Axios, molto addentro nei fatti di Washington, i negoziatori iraniani e americani hanno tenuto dei colloqui a faccia in Oman, quindi senza qualcuno che facesse da intermediario. Non era mai successo dall'instaurazione del regime degli Ayatollah dal 1979 in poi. Con questo noi abbiamo terminato, ci salutiamo con le orme Regina al Troubadour del 1976. Domani alle 8 il grandissimo Pier Vittorio Scimia con la rassegna stampa, ricordatevelo, è il padre di Liliana, e poi dopo appunto ci sarà liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti alle 9:40, il garage dell'Alfista, io e l'amico Walter Marano dell'Arab Phoenix di Battipaglia. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.